Trionfo di Claudio De Cecco alla seconda edizione del Rally Valli della Carnia, che nel fine settimana ha animato la montagna friulana con un pezzo cuore pulsante della competizione. Claudio De Cecco, navigato da Jean Campeis sulla nuova Citroën DS3 R5 di Friul Motor, conquista il Rally Valli della Carnia, andato in scena sabato 6 e domenica 7 giugno ad Ampezzo. Con il trionfo in Carnia, il driver manzanese porta a 81 le vittorie assolute in carriera. Sul secondo gradino del podio, un equipaggio di casa con Nicola Cescutti e Neo Giatti sulla performante Ford Fiesta R5 di RB Motorsport. Al terzo posto Marco Zannier con Marica Marcuzzi, sempre su alti livelli con la datata ma generosa Renault Clio Williams, vincitori anche dell'originale Trofeo Clio Gruppo A. Gara sfortunata per i vincitori del 2014, Dimitri Tomasso e Matteo Turatti, subito tardati da una foratura ma capaci di rimontare fino al quarto posto con la Clio Super 1600. Quinta posizione, vincitore dell'Under 25 Matteo Festini Suchi con la Clio Williams Gruppo A, autore di una prova maiuscola con Andrea Budoi alle note. Il Rally Valli della Carnia, da quest'anno promosso a nazionale, ha proposto ben 82 km cronometrati di prove speciali con 2 passaggi sulla Fusea Lauco di 12 km, il Pura di 13,5 km e 2 novità assolute. La prima la speciale Feltroni di 5 km con uno spettacolare dosso preso d'assalto dal pubblico. La seconda novità, il prologo del sabato sera con la prova spettacolo Voltois, poco più di 2 km con partenza dalla piazza di Ampezzo con tratti molto spettacolari ed un numeroso pubblico a fare da cornice alla splendida serata conclusa con la Notte Bianca che ha coinvolto l'intero paese in festa. In archivio una 2 giorni spettacolare, intensa per pubblico, equipaggi e per gli organizzatori della Nordist Ideas e Carnia Pistons, affiancati dalle amministrazioni comunali di Socchieve, Tolmezzo e soprattutto dal comune di Ampezzo, con il primo cittadino Michele Benedetti che ha rimarcato l'importante volano turistico della manifestazione, purtroppo ignorata dall'amministrazione regionale. Con il servizio di Marco Angileri, queste spettacolari immagini, si conclude il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Andiamo subito al riepilogo delle principali notizie. Buonasera.